Floyd es el hombre bajo la rodilla de un policía en Minneapolis, Minnesota, a quien se le escucha diciendo que no puede respirar, que le duelen el estómago y el cuello. A 5 giorni da quella terribile scena da New York ad Atlanta, da Louisville a Denver, da Washington a Los Angeles, migliaia e migliaia di persone continuano a chiedere giustizia per George Floyd. Manifestazioni non sempre pacifiche. A Detroit nella notte qualcuno ha sparato a morte da un'auto in corsa ad un giovane manifestante. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground. The camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, when the war is won, when it's all said and done, we'll cry glory. Oh, glory. Una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti nella bellissima Enna, ma soprattutto benvenuti in questo teatro, il Teatro Garibaldi, che ancora una volta ospita questa kermesse del calcio dilettantistico siciliano. Grazie, siete veramente in tanti, fatevi un applauso, grazie, grazie. Anche quest'anno il galà del calcio dilettantistico, siamo contenti perché siamo giunti alla 10ª edizione, pensate un po', 10 anni che raccontiamo il calcio dilettantistico, lo facciamo sempre come al solito con molta umiltà e quest'anno è veramente un'edizione molto particolare, prima perché ritorniamo giustamente in questa bellissima location del Teatro Garibaldi grazie all'amministrazione di Enna e secondo perché veramente è troppo bello stare di nuovo qui in questa atmosfera con il meglio del calcio dilettantistico di questa stagione, una stagione lunghissima, per qualcuno è stata una stagione importante, positiva, per qualcun altro c'è stata qualche delusione, però l'importante è che comunque è stato onorato il calcio. Un calcio dilettantistico che ancora una volta sarà di scena all'interno dei Penalty Awards con la categoria dell'eccellenza, della promozione della prima categoria e anche come al solito con il campionato di Serie D.
Saranno 3 nomination per ogni singolo ruolo per quanto riguarda la categoria eccellenza promozione. Per quanto riguarda invece il campionato di prima categoria, soltanto 3 i nominativi che andranno a gareggiare, ovvero miglior giocatore, miglior allenatore e miglior dirigente. Mentre per quanto riguarda il campionato di Serie D, l'anno scorso è stato indetto questo premio, abbiamo visto che è piaciuto tantissimo, è stato riconfermato, premieremo praticamente il miglior allenatore siciliano del campionato di Serie D, soprattutto riguardante il girone I. E anche in questo caso sappiamo tutti che è stato un girone I molto importante, perché ha visto ai nastri di partenza il Catania, che poi alla fine ha trionfato in una stagione meravigliosa. Per aprire ancora una volta la kermesse del calcio dilettantistico siciliano, siamo contenti di invitare qui sul palco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Enna, l'assessore allo sport Dante Ferrari. Buonasera Assessore, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, è il terzo anno, 2019 prima edizione qui in questa splendida location del Teatro Garibaldi, secondo anno il 2020 con tutto il Covid che c'era, però ci siamo riusciti nel magnifico Castello di Lombardia, e quest'anno lei lo ha voluto in maniera forte, il ritorno dei penalty in questa location. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutti e grazie a voi. Innanzitutto do il bentornato a chi è già stato qua in occasione delle precedenti edizioni, il benvenuto a chi per la prima volta si trova all'interno di questo gioiello che noi consideriamo un nostro punto di orgoglio per la città, che è appunto il Teatro Garibaldi. Ma io devo un ringraziamento particolare, dopo aver portato naturalmente il saluto della città e del sindaco, a quest'uomo che è accanto a me, che penso che sia una risorsa non soltanto calcistica ma umana, perché è una persona che sa far bene il proprio mestiere, che stimo tanto, che ho apprezzato in occasione di questa organizzazione e con la quale, se mi permette, siamo riusciti a creare anche un solido e sicuramente proficuo rapporto di amicizia. Enna è la terza volta, come ha detto bene lei, che accoglie questa manifestazione, che è alla 10ª edizione, quindi 3 su 10 già è un traguardo importante per il nostro territorio. Sfruttiamo la baricentricità ennese, perché il fatto di trovarci al centro della Sicilia sicuramente consente a chi viene da ovest e chi viene da est di poter non fare grandi distanze alla luce delle difficoltà viarie che sono presenti nel nostro territorio. Per cui noi siamo contenti che ancora una volta Enna sia stata all'altezza di ciò che voi volevate, perché premiare tutto il calcio dilettantistico siciliano è una manifestazione di grande prestigio, di grande peso specifico, e sicuramente se avete individuato Enna è perché Enna si poteva prestare a questa vostra kermesse, a questo vostro appuntamento. Tra l'altro per noi è stato un anno particolarmente intenso da un punto di vista sportivo. Dico con orgoglio che l'Enna Calcio, scusatemi la considerazione che faccio da un punto di vista personale, ma abbiamo seguito anche come amministrazione in maniera molto attenta e precisa l'Enna Calcio, che ci ha fatto sognare sino all'ultimo, e che voglio anche ringraziare per quello che ha fatto per il mondo calcistico dilettantistico, perché al di là dell'aspetto squisitamente sportivo, penso che lo sport debba necessariamente rappresentare anche altro, un fatto di crescita culturale, di crescita umana, di rapporti che solo lo sport consolida e secondo me addirittura fortifica. Per cui noi siamo contenti di avervi qua questa sera. Lei sa che io ho un problema personale per il quale sono riuscito dopo 8 giorni da un intervento stasera a indossare un abito, perché era giusto che fossi qua con tutti voi, ma questo mi può consentire ogni tanto di dovermi alzare, perché la sedia non mi si addice molto per il tipo di intervento subito, ma questo lo voglio dire perché l'amministrazione è vicina, vi siamo grati e sono contento che premierete tanti dirigenti, tanti calciatori, tanti allenatori, vedo anche tanti giovani, il mondo del calcio siciliano, che attraverso anche la Lega è stato seguito in determinato modo. Grazie a tutti e buona permanenza ad Enna. Allora, prima che va via, per lei abbiamo riservato giustamente una targa per ricordare ed immortalare questa 10ª edizione del Penalty Awards, e abbiamo anche uno sponsor, Tenute Foti Randazzese, con il vino secondo me più buono della Sicilia. Grazie. L'assessore Dante Ferrari. Grazie, grazie.
avevamo giustamente anche invitato il presidente Sandro Morgana, che purtroppo un impegno istituzionale lo porta lontano dalla Sicilia, sarà a Roma, però per l'occasione abbiamo il segretario della FIGC di Palermo, Fabio Capuana, che invito in rappresentanza appunto della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ciao Fabio, ben trovato. Allora, Morgana è stato impegnato, però sino all'ultimo lo so che ha cercato di essere presente qui ad Enna. Tu sei il segretario della FIGC di Palermo, sei un uomo di sport, sei un uomo di calcio, sei un uomo della federazione, a te la parola per salutare gli invitati. Buonasera a tutti, intanto mi preme ringraziare e salutare le autorità sportive, le autorità politiche, e il mondo del giornalismo, dell'AIAC, i giocatori e tutti coloro che sono presenti. Io porto il saluto del Presidente Morgana, che come già hai ben spiegato tu è stato trattenuto da impegni istituzionali fuori dalla Sicilia, perché avrebbe voluto presenziare con grande piacere al tuo evento. E quindi devo dire meritatamente sono presente io, perché il Presidente avrebbe avuto a cuore essere qui con te, con voi, con tutti noi. Oggi è una festa importantissima, è una festa del calcio dilettantistico. Mi sono intrattenuto con tantissimi amici ed è veramente, veramente un momento importante. Dovrò essere ripetitivo, così come ha fatto l'assessore allo sport di Enna. Non te lo dico per galanteria, ma tu sei una risorsa per il calcio siciliano e per questo fantastico mondo, perché crei eventi come questi dove riesci a raccogliere tutto il meglio di quello che il nostro mondo esprime, perché lo sport è tanto, lo sport è regole, lo sport è socializzazione, è tutto quello che c'è intorno, e quindi la Lega ti è vicina, il Presidente Morgana ti è vicino con l'intero Consiglio regionale, e porto nuovamente i saluti dell'intera Federcalcio per questa magnifica manifestazione. Grazie. Grazie Fabio. Allora, per il Presidente avevamo preparato giustamente una targa per immortalare la sua presenza in questa 10ª edizione, che ti consegniamo e sarà compito tuo. La consegnerai a Sandro Morgana. Grazie. Grazie Fabio, grazie Fabio, grazie. Entriamo adesso subito nella vera e propria atmosfera dei Penalty Awards ed iniziamo subito con la categoria della promozione. Iniziamo subito a leggere ed invitare qui sul palco i 3 che vanno in nomination come miglior portiere. Nomination numero 1 Mirko De Miere del Geraci Calcio. Nomination numero 2 Francesco Lima del Messana 1966 e nomination numero 3 Giorgio Pizzolato della Folgore Castelvetrano. Eccoli qui che ci raggiungono. Salve. Ho visto Pizzolato, eccolo qua. Allora, tutte e 3 al centro, perché siete stati i protagonisti di una bellissima stagione, non ci incrociamo le mani e quindi adesso arriverà la busta per capire chi vince effettivamente questa categoria. Apro la busta. Stagione 22-23, miglior portiere del campionato di promozione va a Giorgio Pizzolato, Folgore Castelvetrano. Possiamo già consegnarla al nostro vincitore Giorgio, a cui faccio subito velocissimamente una domanda. Poi vorremmo sapere tu cosa c'entri con questa categoria. Insomma, sei stato per molti anni un professionista importante, però giocare in una piccola realtà che comunque vuole ritornare in un calcio che conta è certamente una bella prospettiva. Assolutamente, anzi ringrazio la Folgore principalmente perché mi ha aiutato in un momento non proprio semplice. Inoltre voglio ringraziare anche tutto il supporto e il seguito che abbiamo costantemente.
e anche ai ragazzi, a noi che continuiamo a divertirci anno dopo anno e alla fine siamo tutti un gruppo di amici qua. Rimani a Castelvetrano? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Beh, d'altra parte non poteva essere altrimenti. Hai stravinto una bellissima stagione. Passiamo al Geraci, che anche insomma lui ha fatto un grandissimo campionato, una piccola realtà che poi piccola non è, perché ha abbracciato per qualche anno anche l'eccellenza un paio di anni fa. Il ritorno di Mirto ha fatto sì che insomma ritornaste in maniera forte e determinata nel campionato di eccellenza. Parliamo con Mirko De Miere, portiere saracinesca, mi hanno suggerito. Saracinesca esagerato. Comunque sì, abbiamo vinto il campionato già con 3 giornate di anticipo, quindi ci siamo divertiti le ultime settimane. È stato un campionato, diciamo, molto favorevole da parte nostra. E che cosa succederà il prossimo anno? Il prossimo anno è un punto interrogativo. Vedremo cosa succederà. Mentre invece la Messana, che va in eccellenza, è stata un po' la sorpresa di tutto l'intero campionato di promozione. La tua porta è stata veramente inviolata per settimane intere. Parliamo con Francesco Lima. Francesco, una bella soddisfazione, perché poi tu insomma sei anche giovanissimo. Assolutamente sì, anche perché io gioco praticamente dagli esordienti nella Messana, a parte una breve parentesi con il Messina. Per cui arrivare in prima squadra e riuscire a portare la squadra in cui sono da quando sono piccolo in eccellenza è una gran soddisfazione. Sono contento per voi, per la bella realtà del Messana. Facciamo l'applauso, i 3 in nomination del campionato di promozione come miglior portiere. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie. Passiamo adesso alle nomination per quanto riguarda il miglior difensore sempre del campionato di promozione. Abbiamo come nomination numero 1 Angelo D'Angelo dell'Aspra, nomination numero 2 Giuseppe D'Arrigo dell'Atletico 94 ed infine Dario Marrone dell'Accademia Trapani. Giuseppe, ben trovato anche ad Angelo e ben trovato anche a Dario. Siamo pronti, adesso arriva la busta e conosceremo chi è il miglior difensore del campionato di promozione di questa stagione. Eccola qui, grazie. La apriamo subito, vediamo un po' chi vince. Miglior difensore della stagione 22-23, campionato di promozione, Angelo D'Angelo dell'Aspra Calcio. Consegniamo la targa ad Angelo, eccolo qui. Poc'anzi ho fatto una discussione anche con il tuo precedente collega. Tu cosa c'entri con il campionato di promozione? Sei ritornato alla base, però ancora con tanta energia e voglia di vincere. Complimenti. Grazie intanto per questo premio importante. Con la categoria devo ringraziare il presidente dell'Aspra che mi ha dato questa opportunità per giocare ad Aspra e sono contento che volevo ringraziare anche i miei compagni che se sono qua è anche grazie anche a loro che ho preso questo premio. Rimarrai in provincia di Palermo? Punto interrogativo, vediamo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane che inizierà il calciomercato. Mentre invece ho saputo che insomma tu rimarrai all'Atletico 94 anche per la prossima stagione, sarai un pilastro di questo campionato di eccellenza. Giuseppe D'Arrigo. Sì, penso di rimanere. Già c'è stata l'ufficialità, sono con la famiglia Pro dalla morte. Addirittura? Ho capito. Che stagione è stata? Un po' difficoltosa, l'avete vinta ai playoff, però poi alla fine penso meritatamente. Sì, è stata una stagione divertentissima perché mi sono divertito troppo, poi comunque c'è stata la ciliegina sulla torta che abbiamo vinto il campionato. Con un bel gruppo si va sempre lontano, come si va lontano anche nella piccola realtà dell'Accademia Trapani. Pensate un po', neopromossa, si sono giocati la finale playoff, eravate a pochi minuti dal campionato di eccellenza. Dario, ma tu sei un giovanissimo, quindi da Trapani partirà magari un progetto in prospettiva importante. Sì, diciamo che la nostra società sta dando molta visibilità ai ragazzi come me del 2005, del 2004 e comunque l'idea è quella di valorizzare i giovani e portarli a
giocare in altre piazze, in grandi piazze comunque. Tra l'altro so che insomma tra pochi giorni ci saranno gli esami di maturità. Domani esattamente. Allora facciamo un applauso di incoraggiamento. Grazie Dario, grazie Giuseppe, grazie Angelo, complimenti per la bellissima stagione e complimenti anche alla vittoria finale di Angelo D'Angelo dell'Aspra. Campionato di promozione con il ruolo del centrocampista ed invito qui sul palco la nomination numero 1 Francesco Calcagno del Messana 1966, Simone Di Salvo, super giovane Castelbuono e Federico Luca, FCM 2011, Mister Bianco. Super giovane Castelbuono, la sorpresa con una bella vittoria di Coppa. Abbiamo poi Luca. Federico, complimenti per la bella stagione con l'FCM 2011 e poi abbiamo Calcagno, insomma nome importante del calcio dilettantistico al centro. Mettiamoci pronti per ricevere insieme la busta di colui che vince, però attenzione, sì, si vince, ma stare già in nomination è una vittoria, sappiatelo, perché sono veramente tanti i giocatori che partecipano sia al campionato di eccellenza che al campionato di promozione, per non parlare del campionato di prima categoria. Grazie Federica, pronta la busta come miglior centrocampista di questa stagione 2022-2023. Vince Simone Di Salvo, super giovane Castelbuono. Complimenti, perché la vittoria di Coppa vi ha fatto schizzare anche nelle preferenze da parte della commissione. Complimenti, perché comunque non era mai facile vincere una Coppa, perché è lunghissima e poi bisogna fare anche il campionato, tortuoso, però alla fine avete portato a casa una Coppa che vi ha fatto ritornare in eccellenza dopo tanti anni, e secondo me da lì può partire un progetto secondo me molto importante. Sì, può partire un progetto molto importante anche per i giovani di Castelbuono. Io sono un castelbuonese doc e non c'è cosa più bella vincere per il proprio paese. Ringrazio la mia società, il mio presidente, il mio mister e i miei giocatori, che anche grazie a loro questo premio. Sono molto contento e spero che il prossimo anno faremo grandi cose. Grandi cose con la fascia di capitano, tra l'altro. Federico, FCM 2011 Mister Bianco, lo aveva detto già lo scorso anno il vostro presidente, ma tutto il gruppo dirigenziale aveva un obiettivo: giocarsi assolutamente questo primo posto. Ci siete riusciti, eravate anche a un passo dalla vittoria di Coppa. Che stagione è stata da incorniciare? Ma sicuramente vincere il campionato e arrivare in finale di Coppa penso che sia il massimo. Poi diciamo che vincere la Coppa era ancora meglio, però ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Bene, come va con il ginocchio? Ho saputo dell'infortunio, dell'operazione, mentre invece Messana, l'ho detto poc'anzi anche con Luca, la sorpresa, complimenti, anche tu di categoria superiore, sei andato a giocare un campionato importante con il Messana. Che differenza c'è tra quello che facevi quasi da professionista adesso invece con quello che hai gustato nel gruppo del Messana? Intanto grazie comunque. Dare sempre il massimo, sì, differenza c'è tanto, però l'impegno deve essere sempre costante e determinato. Ci piace, ci piace. Complimenti ragazzi, sarete pronti per la prossima stagione. Grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie, grazie. Il campionato di promozione quest'anno aveva dei bomber pazzeschi, tutti i 4 gironi avevano veramente ragazzi che hanno fatto caterve di gol, a dimostrazione che insomma la continuità di rendimento soprattutto per gli attaccanti quest'anno nel campionato di promozione è stata notevolissima. Vado subito a chiamare in nomination i seguenti giocatori. Nomination numero 1 Daniele D'Amico del Messana 1966, Fabio Mongelli, Atletico 1994 e Gioacchino Serio del Geraci Calcio. Ciao Gioacchino, ben trovato Fabio Mongelli e ben trovato anche a Daniele. Chiunque vi vorrebbe avere il prossimo anno in squadra, perché insomma
sommandoli siamo oltre i 60 gol all'incirca, quindi una mega bella soddisfazione. Vediamo chi si porta a casa il primo premio, però attenzione, se non si vince non cambia nulla, stare sul palco dei Penalty Awards è già un successo, ve lo posso assicurare. Grazie Federica per la busta, eccola qui, pronta. C'è stato veramente l'imbarazzo della scelta, mi sa. Miglior attaccante stagione 22-23, Daniele D'Amico, Messana 1966. Eccoti qui, nel frattempo che arrivano anche per voi le targhe, la battuta la facciamo con Daniele, ragazzo esemplare, famiglia esemplare, lavoro esemplare, goleador esemplare, elemento duttile in campo perché insomma non sei soltanto il classico uomo d'aria, ma sei anche uno che ti piace spaziare e quindi un calciatore moderno. Grazie intanto per il premio e per i complimenti, per le belle parole. Sì, senza dubbio quest'anno è stato fantastico sotto tanti punti di vista. Il merito va chiaramente alla squadra e anche al mister che mi ha messo nelle condizioni di esprimermi al meglio appunto al massimo di quelle che sono le mie potenzialità. Bene. In bocca al lupo per la prossima stagione. Fabio Mongelli, anche tu goleador di razza, ti hanno cercati molto quest'anno, ti ha bloccato l'Atletico e sei riuscito ancora una volta a segnare tanti gol e a far trionfare un Atletico che finalmente ritorna anche in un ruolo importante delle categorie. Sì, innanzitutto diciamo che l'obiettivo era quello, quindi riportare l'Atletico in una categoria ovviamente migliore rispetto alla promozione e cercare di dare continuità a un progetto. Mi preme ringraziare la famiglia Proto, il presidente ovviamente Proto e il presidente Zaffora, ma anche Giancarlo Napoli e tutti i componenti sia dello staff che della squadra, perché il merito ovviamente è di tutti quanti e non solo mio. Il gruppo è sempre vincente, quando è vincente si porta a casa sempre il risultato, come ad esempio a Geraci. Uomo di esperienza, serio, uomo di grande quantità e qualità in campo, hai cambiato colore dei capelli anche quest'anno? Spesso. Sì, diciamo che è stato un percorso reso tra virgolette facile, perché siamo stati gruppo, credo che sia fondamentale in queste categorie. Ci siamo amalgamati bene e poi è stato un susseguirsi di belle emozioni. Si ritorna a Geraci anche la prossima stagione? Dacci un'anticipazione. Dipende dai problemi lavorativi, dipende da tante cose, quindi vediamo. Speriamo bene. Grazie ragazzi, buona estate intanto e soprattutto buona prossima stagione di successo. Ciao ragazzi, ciao. All'interno della nostra manifestazione ormai da parecchio tempo abbiamo inserito dei premi speciali e quest'anno sono molto contento di presentare i 2 premi dedicati al ruolo Un uomo per lo sport. Il primo personaggio che invito qui sul palco per ricevere il premio Un uomo per lo sport è Fabio Nicosia. Ben trovato Fabio. Fabio è un uomo beach, nel senso che non che sia da spiaggia, ma è un uomo che ha portato il beach soccer a grandissimi livelli tantissimi anni fa, ma all'inizio era difficoltoso, però tu ci sei riuscito con la tua caparbietà, la tua determinazione, tra l'altro adesso ricoprendo un ruolo importante in federazione nazionale per un beach che a questo punto mi sa che è già esploso. Ma sì, ho avuto la nomina del presidente Giancarlo Abete, logicamente anche con una forte pressione da parte della Sicilia, del presidente Morgana che ringrazio, e oggi rivesto il ruolo di consigliere del Dipartimento di Beach Soccer. In un anno particolare, sono 20 anni che la federazione si occupa di beach soccer e ha istituzionalizzato questo sport, però dobbiamo dire che 20 anni fa, allora come consulente del presidente Tavecchio, proprio mi sono occupato dell'ingresso del beach soccer nella famiglia della LND. A dire la verità c'ero anche prima, perché dal 98 che allora agli inizi con Viaggi del Ventaglio ci occupavamo di questo sport e l'abbiamo importato dalle spiagge del Brasile dove c'erano e ci sono ancora i massimi campioni. Allora lì ho lavorato per una promozione che è stata continua fino al 2015. Io ricordo degli anni in cui Scoglitti in provincia di Ragusa è stata praticamente la capitale del beach, non solo del beach soccer ma anche del beach volley, di tutti gli sport da spiaggia. Penso che sia una chiave importante per declinare anche alcune
caratteristiche della nostra Sicilia, per dare un'importanza al turismo, alla promozione delle spiagge, quindi questo binomio può funzionare. Oggi in federazione, tra l'altro nell'occasione dei 20 anni, è cambiata un po' e stiamo modificando la governance, c'è una consulta dello sport alla quale partecipa in rappresentanza della Sicilia, perché sono rappresentate tutte le regioni, Peppe Bosco, capitano del Catania Beach Soccer, che ha vinto da poco un altro premio, la Coppa Italia, quindi siamo ben rappresentati. Io sono appunto nel Dipartimento Nazionale e vogliamo lavorare per promuovere sempre di più questo sport. In Sicilia, tra l'altro, non possiamo esimerci dal praticarlo. Quando i vostri campionati vanno in vacanza, noi col beach soccer teniamo i ragazzi a giocare, abbiamo grandi squadre in Sicilia, ben 4. La cosa importante ora secondo me è anche quella di promuoverle, aumentare il movimento del beach soccer un po' in tutta la Sicilia, perché è una regione che veramente merita e ha sicuramente gli spazi necessari, e appunto allora lì dobbiamo ancora incidere e lavorare tanto per la promozione di questo sport. E siete sicuramente nel binario giusto. A consegnarti il premio Un uomo per lo sport invito qui sul palco il presidente AIAC Sicilia, José Sorbello. José Sorbello, presidente AIAC dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che ci raggiunge. Ho voluto abbinare allenatori di calcio con il beach, perché il connubio mi sa che è sempre vincente. Consegniamo la targa a José, che la consegna giustamente al premiato di quest'anno, a Fabio Nicosia, il premio Un uomo per lo sport. Grazie. Anche per Fabio abbiamo la bottiglia di Tenute Foti Randazzese, vino DOC della nostra bella terra. Mister, AIAC, beach, ma non soltanto beach, un AIAC che è ormai da sempre vicino ai Penalty Awards, ma presente anche sempre di più in un territorio siciliano che ha fame di successo, ma soprattutto ha fame di successo da parte di molti allenatori. L'AIAC è un'associazione allenatori che racchiude all'interno la figura dell'allenatore, quindi non è soltanto l'allenatore di calcio 5, ma è l'allenatore a tutto tondo, quindi anche l'allenatore di beach soccer e di tutti gli sport che si avvicinano, che sono dentro la Lega Nazionale Dilettanti. Quindi il nostro impegno è tantissimo. Vorrei legarmi a quello che ha detto poc'anzi Nicosia, cioè il beach soccer può essere veramente un volano per il turismo, per l'enogastronomia, per le spiagge siciliane, e quindi potrebbe innescare, diciamo, un movimento virtuoso, e quindi noi siamo protagonisti di questo come allenatori, e dobbiamo fare di tutto perché questo accada e accada sempre di più. Ancora una volta siete sulla buona strada. Consegniamo a José Sorbello, presidente dell'AIAC, il ricordo di questa sua ennesima partecipazione ai Penalty Awards. Grazie per essere con noi anche quest'anno e come al solito anche con Tenute Foti Randazzese. Fabio Nicosia e il nostro José Sorbello. Complimenti, complimenti. Sono 2 i premi legati al personaggio Un uomo per lo sport. Il secondo ha avuto anche la fortuna di partecipare già ad un'edizione nel 2014 al cortile Platamone di Catania, ma questa volta il premio è proprio dipinto sulla sua meravigliosa figura sportiva. E lo invito qui sul palco, lui è Nello Russo. Leggenda assoluta della pallanuoto femminile, non soltanto nostrana, ma mondiale. Eccolo qua che ci raggiunge Nello Russo, l'uomo che ha avuto la capacità negli anni di far trionfare la sua Orizzonte, riuscendo a vincere praticamente tutto. Eccolo qua, presidente. Buonasera, buonasera, siamo veramente contenti di averla qui questa sera. La vogliamo dipingere come assoluto protagonista dello sport mondiale, perché sappiamo benissimo cosa è riuscito a fare con l'Orizzonte quando lei da presidente è riuscita a toccare il tetto del mondo. Che emozione c'è ancora pensando a quei momenti?
Sono dei momenti che difficilmente si possono dimenticare, anzi ora che l'età è un po' più matura e riflettendo dico ma che cosa ho combinato? E poi la tua chiamata qua mi ha lusingato veramente, anche perché mi ha dato l'occasione di rivedere tanti amici, non solo di Catania, ma anche di altri comuni, di altre province, e quindi è stata una bella emozione stasera, ecco. Un'emozione che porterà sempre con lei? Ah, certo, non ci sono dubbi. Ricorderò sempre i grandi momenti che hanno visto protagonista la mia squadra, ma io vado nello sport a tutto tondo. Non è che mi occupo solamente, anzi mi sono occupato nel passato della pallanuoto femminile, che mi ha permesso di essere conosciuto in Europa e nel mondo, però io continuo la mia attività, le mie iniziative nel mondo dello sport con Catania al Vertice, con Sicilia al Vertice, che sono delle creature che vedono presenti club molto importanti in tutta l'isola e in particolare nella mia Catania. Giusto. A consegnarle il premio Un uomo per lo sport, una donna, una conduttrice, io la definisco la dinamitarda perché è bravissima, riesce veramente a coinvolgere tutto e tutti. Lei si chiama Paola Parisi, che invito qui sul palco. Buonasera Paola, buonasera Paola. Buonasera Paola, come stai tu? Tutto a posto? Ok, allora sarai tu a consegnare questa onoreficenza straordinaria per una grande, straordinaria leggenda dello sport. Quindi ti consegniamo subito la targa, immortaliamo questo momento per una grande leggenda dello sport. E come ha detto lui, non soltanto della pallanuoto femminile. Anche per il Presidente abbiamo il ricordo di Tenute Foti Randazzese per un vino DOC siciliano come ama giustamente lei. È stato un piacere stare con e ti ringrazio di cuore per questa attenzione che ancora hai avuto nei miei confronti. Grazie maestro, grazie ancora, grazie. Accomodati, vieni qui, non scappare. Mi stava scappando la Paola Parisi. Scusa, ho una presentatrice, dinamitarda come ti ho definito, di una bellezza meravigliosa, e soprattutto siamo contenti di averti qui non soltanto con il ruolo di presentatrice, ma anche come eccellenza siciliana, perché ci sono pochissime conduttrici femminili nel mondo dello spettacolo. Noi ne abbiamo una a Catania, lei si chiama Paola Parisi, facciamo un applauso. A Paola consegniamo subito la targa per immortalare questa onoreficenza tutta siciliana. Anche per te c'è il vino, ma non ti ubriacare, non scappare, perché adesso, siccome sei una presentatrice, tocca a te presentare il momento musicale. Passo il microfono, rimango qui in religioso silenzio, dopodiché puoi andare via senza nessun problema. Grazie. Posso sapere chi devo presentare? Buonasera a tutti, così mi prende alla sprovvista, mi chiama, mi fa consegnare, mi fa fare le pulizie e non mi dice nemmeno. Quindi devo fare? Ah sì, ok, tieni qua, tieni il vino. Occhio che ti vedo, occhio col vino, Bene, non potevano mancare gli ospiti musicali questa sera in questo meraviglioso teatro, e allora sono qui, uno dei gruppi più amati dalla Sicilia e non solo, è un connubio perfetto tra parole e musica. Loro sono i Morea! Applauso per loro, eccoli! Buonasera. Buonasera. E allora, se ci aiutate con le mani così. Tutti con le mani, con le mani.
poca ci sta, è troppo forte brucia lume cori, vinilla murica e non si può tagliare, avina luce più forti do soli, vinilla muri, avina luce più forti do soli, vinilla muri, è troppo forte brucia lume cori. Guasciato d'anima, accarezzano canto da me voci, vinilo vento e fa, vola ricarica, come una foglia che cancia colori, vinilla muri, come una foglia che cancia colori, vinilla muri, è troppo forte brucia lume cori, ti canto lume amori, notti e giorno, amori gira forti, nomi, amori e vento e vanno, lasciato d'anima, accarezzano volto la realtà, amori e vento e vanno, lasciato d'anima, accarezzano volto la realtà. Ancora le mani, le mani, le mani. Mi spoglia l'anima, mi vesti sempre riparoli nuovi, vinilla luna che riscalda notti e va, fonnanno c'ha l'abisso tutto amori, vinilla muri, fonnanno c'ha l'abisso tutto amori, vinilla muri, è troppo forte brucia lume cori, ti canto lumi amori, notti e giorno, amori grida forti, amore e musica mi spoglia l'anima, accarezzano volto da realtà, amore e musica mi spoglia l'anima, accarezzano volto da realtà. Vinilla muri, è troppo forte brucia lume cori, vinilla muri, come una foglia che cancia colori, vinilla muri, fondando c'ha l'abisso tutto amori, vinilla muri, avena luci più forti do soli. Grazie mille. Grazie di cuore. Vinni Lamuri, i Bella Morea, complimenti ragazzi. Ettore, grazie di cuore. Grande energia siciliana, complimenti a voi, grazie. È sempre un onore, davvero. Buona estate. Ringraziamo i tecnici, Sebastiano e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Grazie a te. Grazie, Bella Morea, grazie ragazzi. I Bella Morea con la loro atmosfera siciliana, la loro energia che ci aiuta per questa 10ª edizione dei Penalty Awards. Ritorniamo a parlare di nomination, adesso uno dei ruoli più importanti, e sono in 4 in nomination per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore proprio nel campionato di promozione. In nomination li invitiamo qui sul palco. Nomination numero 1, Gaetano Di Mauro dell'FCM 2011 Mister Bianco, Giovanni Messana della Folgore Castelvetrano, Gaetano Mirto del Geraci Calcio e Gabriele Patti del Messana 1966. Ciao Gabriele, ben trovato. Gaetano bis, e abbiamo il mister Messana, complimenti. I 4 vincitori dei 4 gironi del campionato di promozione. Devo chiamare di nuovo l'applauso del pubblico, grazie. 4 vincitori e tutte e 4 giustamente vanno in nomination come miglior allenatore per questa stagione 22-23. Mi arriva subito la busta, una delle buste più pesanti, sappiatelo ragazzi, una delle buste più pesanti. Vediamo un po' chi vince. Miglior allenatore stagione 22-23 del campionato di promozione, Gaetano Mirto, Geraci Calcio. Gaetano Mirto
del Geraci Calcio. Gaetano, sei ritornato di nuovo sul podio più alto con un Geraci che ha fatto veramente un campionato pazzesco. Eh sì, dai, quando hai la fortuna di allenare ragazzi disponibili che ti danno tanto e fanno tanti sacrifici per venire in un paesino e una società solida come la nostra, il tutto viene più facile sicuramente. E adesso state preparando un'importante stagione in eccellenza? Lo spero. Lo spero. Mentre invece la Folgore Castelvetrano, mister Messana, quest'anno ha dimostrato di avere veramente una determinazione non di poco conto. Sul filo di lana vince il girone A e vola finalmente in un campionato importante, perché Castelvetrano sappiamo benissimo in quale categorie ha militato. Ritornare in eccellenza è solo un punto di partenza? Allora, intanto l'importante era ritornare in eccellenza. Quest'anno i ragazzi hanno fatto un grandissimo campionato perché abbiamo trovato la giusta amalgama, la giusta determinazione nel rush finale del girone d'andata. Abbiamo fatto un filotto di partite, cioè di vittorie importanti e pareggi importanti che ci hanno portato, perché alla fine il campionato è stato il filo di lana, abbiamo vinto per un punto. È stato un bel campionato, complimenti ai ragazzi che... complimenti anche al mister però, anche gli allenatori sono fondamentali e lo ha dimostrato per esempio anche Gabriele Patti del Messana, che insomma ha stupito tutti per gioco, per punti in campo e perché nessuno se l'aspettava. Gabriele. Sì, eravamo partiti con l'obiettivo della salvezza, poi per me era pure il primo anno con una squadra di adulti, venendo dal settore giovanile. Grazie ai ragazzi, che oggi un paio sono qui, grazie alla società che ha creduto in tutti noi, abbiamo raggiunto questo obiettivo storico per la Messana, la prima volta in 57 anni che va in eccellenza. Meglio di così non poteva andare. Non poteva andare meglio di così anche per l'FCM 2011 Mister Bianco, nato dalle ceneri dell'FC Motta, un Mister Bianco che ha lottato sino all'ultimo, a un passo anche dal double perché la Coppa vi è sfuggita ai rigori, però da immortalare, una stagione pazzesca anche questa. Sì, è stata una stagione molto esaltante, ci siamo confrontati con delle realtà importanti quali Gela, Vittoria, l'Atletico stesso, ce la siamo giocati fino all'ultima partita e la Coppa l'abbiamo persa ai rigori, ci sta la lotteria dei rigori, ma alla fine diciamo che abbiamo fatto un percorso esaltante. È un percorso importante e il prossimo sarà ancora più importante perché l'eccellenza è una bellissima categoria. Complimenti ai 4 allenatori in nomination per questa stagione 22-23. Messana, Mirto, Gaetano Di Mauro e Gabriele Patti. Grazie ragazzi, complimenti, buona estate e poi di nuovo in campo. Chiudiamo il gruppo del campionato di promozione, lo facciamo con le nomination per quanto riguarda il miglior dirigente ed invito qui sul palco Salvatore Arena, presidente dell'Aspra, Giuseppe Indelicato, presidente della Folgore Castelvetrano e Mario Patti, presidente dell'FCM 2011 Mister Bianco. Eccolo qua, il presidente dell'Aspra, buonasera presidente, il presidente della Folgore Castelvetrano che finalmente ritroviamo in eccellenza e la sorpresa anche dell'FCM 2011 Mister Bianco. Allora, vediamo subito il primo posto come miglior dirigente del campionato di promozione. Mario Patti, FCM 2011 Mister Bianco. Presidente, doppiamente contento perché campionato, ma soprattutto anche a un passo da un double come ne parlavamo con Mister Di Mauro. Una bellissima soddisfazione, adesso poi conclusasi con il primo posto ai Penalty Awards. Sulla torta ci voleva, grazie di tutto, grazie a tutti, buonasera. Niente, è stato diciamo un traguardo importante per quello che abbiamo fatto, per i sacrifici che si fanno durante questi campionati e questo sport che è bellissimo, che ci unisce e fa famiglia per tutto e in tutto. E la prerogativa del gruppo famiglia proprio all'FCM è diventata probabilmente fondamentale. Complimenti ancora al presidente, fondamentale anche il campionato dell'Aspra che per la prima volta va in eccellenza, a un passo da Palermo. L'eccellenza sbarca ad Aspra che è un piccolissimo centro, è una borgata, ha detto bene,
Però da lì, chissà, i miracoli partono sempre nei posti più impensati. Io ci sto provando, quindi spero, dico, è chiaro che già l'eccellenza siamo nei limiti, anche perché Con i piedi per terra, insomma. già siamo là, ho vinto diversi campionati, penso di fare una buona squadra, cercare intanto quest'anno di salvarci e poi chissà, vediamo quello che succederà. La vedo ottimista, Presidente. È ottimista anche il Presidente della Folgore Castelvetrano? Poc'anzi abbiamo detto che il ritorno della Folgore Castelvetrano in eccellenza era il minimo, ci siete riusciti sul filo di nana, però è anche vero che adesso l'eccellenza vi vuole, secondo me, protagonisti. Beh, noi cercheremo evidentemente di esserlo, anche se sarà difficile, perché il campionato d'eccellenza già è un campionato veramente importante. La Folgore l'ha disputata per molti anni, così come ha fatto la Serie D per molti anni. Speriamo di fare una bella dirigenza che possa affrontare questo campionato con l'impegno e con le sostanze economiche che sono importanti per poter intanto raggiungere il minimo obiettivo, che è la permanenza in questo campionato. Ottimista anche lei e soprattutto con i piedi per terra, perché in questa maniera si costruiscono i grandi successi delle società. Grazie per essere stati con noi ai penalty. Grazie Presidente, grazie. Complimenti ancora al trittico dei dirigenti del campionato di promozione. Dopo il premio Un uomo per lo sport, uno dei premi più importanti che inseriamo ormai dalla prima edizione qui all'interno della nostra kermesse del calcio dilettantistico siciliano, è il momento del premio stampa. E il premio stampa 2023 ai Penalty Awards quest'anno va a Marco Carli. Ciao Marco, ben trovato. Marco Carli, che dire Marco, per te è stata una stagione pazzesca, perché hai raccontato a bordo campo il Catania e sappiamo benissimo che bella atmosfera c'era, però il progetto giornalistico che ormai stai conducendo con fermezza ha fatto sì, insomma, di diventare un punto di riferimento del calcio siciliano, ma non solo. Ma intanto grazie Ettore per questo premio, ringrazio tutti voi. La produzione televisiva è un po' come una partita di calcio, no? Per cui la squadra deve rendere al meglio, per cui è un premio che veramente non sono parole dette a caso, va condiviso con chi ha vissuto con me questa stagione bellissima, sicuramente, per cui a partire dal gruppo editoriale Telecoro Antenna Sicilia, con in testa la dottoressa Angela Ciancio, il direttore Alberto Cicalini, Angelo Patanè, che è qui in platea, amico, professionista e persona speciale, e poi chi lavora dietro le quinte. Il premio è condiviso veramente con tutti loro. È stata una stagione quindi bellissima da incorniciare con il premio stampa, che ti consegna tra l'altro un uomo di grande sport, non soltanto calcistico, e lui è Gaetano Rizzo, presidente regionale dell'USSI Sicilia, che invito qui sul palco perché sarà lui a consegnarti il premio stampa 2023 ai Penalty Awards. Eccolo qui, sta per arrivare, eccolo qui che ci raggiunge dall'altra parte del teatro, perché lui ama sempre girare, non è mai fermo, non è mai... Gaetano c'ha 1000 impegni e c'ha un foglio in cui scrive tutti gli impegni. È vero. Poco fa era vicino a me, si scriveva tutto e ora arriva. Ora arriva, eccolo qua, eccolo qui. Gaetano Rizzo, grazie Gaetano, grazie. Tranquillo. Allora, consegniamo a Gaetano Rizzo la targa che a sua volta riconsegnerà, e penso con tanto piacere, a Marco Carli, premio stampa 2023 ai Penalty Awards. Complimenti. Anche per Marco abbiamo la solita bella bottiglia di fresco, che adesso poi più tardi magari berrai. Che dire, l'USSI ancora una volta presente quando si parla di sport, ma in modo particolare di calcio. Tra l'altro ci lega in questo periodo anche un altro premio dedicato alla memoria di Pietro Anastasi, che ritornerà poi a settembre, ma quello è un altro capitolo. Parliamo di questi Penalty Awards che insomma danno modo al calcio dilettantistico di essere presente a fine anno per una giusta passerella.
Non v'è dubbio. Intanto buonasera a tutti, grazie a te caro Ettore per l'attenzione che ci rivolgi, mi riferisco all'Unione Stampa Sportiva Italiana, vedo qua anche tanti amici che già con l'Unione Stampa Sportiva Italiana hanno intrapreso un percorso, ci hanno ospitato, abbiamo lavorato insieme e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Poi segnatamente per quanto attiene il premio al collega Marco Carli, dicevo poco fa, non scherzando, che lui potrebbe fare l'addetto stampa alla Casa Bianca o che so io anche a Buckingham Palace per il suo tratto elegante e veramente, no, veramente per lo stile e la raffinatezza che veramente sono doti non frequenti, non direi rare ma non frequenti purtroppo nella nostra categoria e faccio ammenda io stesso. Condivido assolutamente, anche per te il ricordo della tua presenza ai Penalty Awards 2023, ti arriva la targa e ti arriva anche per te la bella fresca bottiglia delle tenute Foti Randazzese. Grazie a voi, in bocca al lupo, buon riposo e buona vacanza. Grazie. Buon onomastico. Grazie. Gaetano Rizzo e Marco Carli premiato come premio stampa 2023. Ha detto bene poc'anzi però Gaetano, ci sono tantissimi giornalisti che insomma sono venuti a trovarci anche in questa edizione per ricevere l'applauso del pubblico e anche degli addetti ai lavori, perché sono stati coloro che hanno seguito minuto per minuto tantissime partite in tantissimi campi, certe volte anche sperduti. Ed invito qui sul palco Francesco Casicci, Giuseppe Ficarra, Francesco Ricca, Fernando Adonia, Franco Anastasi e Paolo Munafò, tutti insieme qui sul palco, perché i giornalisti sono i veri protagonisti anche del calcio dilettantistico siciliano. Ciao Francesco, ben trovato. Nel frattempo, vieni, che ci raggiungono tutti gli altri tuoi colleghi. Arriva Paolo Munafò che con 3M TV ha veramente raccontato tantissime partite del calcio dilettantistico. Giuseppe Ficarra. Dovrebbe esserci anche Franco Anastasi, che ha una caratteristica per quanto ci riguarda, il fatto di essere colui che ha partecipato a tutte le 10 edizioni dei Penalty Awards, per cui grande applauso a Franco Anastasi. Arriva anche Fernando Adonia e arriva anche Francesco Ricca. Ciao ragazzi, ben trovati. Da che parte inizio? Inizio dal più anziano senza che si arrabbia Franco? Dal più anziano? Per niente, dice che sono il decano. È vero, 10 edizioni. Allora che dire Franco, 10ª edizione, eppure quando abbiamo iniziato non sembrava insomma che potessimo arrivare a questo punto. No, già si vedeva dall'inizio che stavi organizzando una manifestazione che sarebbe durata nel tempo e che quindi ci ritroviamo qui anche dopo 10 anni e sicuramente ci sarà ancora tanto spazio negli anni futuri per questa bellissima manifestazione. Grazie, un applauso a Franco Anastasi. Francesco Casicci, tra l'altro specializzato soprattutto nei settori giovanili che hanno un seguito non di poco conto. Un settore giovanile importante può veramente fare la fortuna della stessa società, ma soprattutto dei ragazzi che si trovano insomma, all'interno di un complesso sempre molto difficoltoso per emergere. Beh, intanto mi associo, buonasera a tutti, mi associo ai complimenti. Ettore è bravissimo, un grande parterre quest'oggi. Tutto parte secondo me dalla base e la base sono i ragazzi, sono i settori giovanili. Poc'anzi hai presentato appunto Fabio Capuana che rappresenta nella FIGC anche il cuore pulsante dei settori giovanili, quindi noi siamo felici in qualità di Tornei Giovani Sicilia, ma in qualità anche e soprattutto di giornalista, di dare voce e visibilità a quello che rappresenta il polmone verde del calcio. Un polmone tra l'altro che batte anche sulla sabbia per te in questo periodo con il Catania Beach Soccer. 3M TV che sorprende sempre di più ogni domenica in campo, veramente con le tue telecronache, ma non soltanto, che hanno veramente parlato di calcio in maniera semplice, lineare e ficcante. Si fa quel che si può, dai, cerchiamo di dare lustro a questi campionati dalla prima, seconda, terza categoria fino alla Serie D ed è anche bello così perché hanno bisogno che tutte queste squadre, queste società che impegnano risorse economiche, sforzi, abbiano un po' di lustro e il calcio dilettantistico ne ha tanto bisogno. E tu ci riesci come al solito alla grande. Una piccola realtà non proprio catanese, ma un ragazzo che si farà, mi hanno detto, ho visto e sentito alcune tue cose, che dirti Giuseppe, sei giovanissimo, ma da qui può partire possibilmente il percorso che ti porterà sempre più in alto.
Beh, l'augurio sicuramente è di poter vivere quanti più momenti come questo possibile. È veramente una grandissima emozione essere qui. Io ti devo ringraziare anche perché mi hai dato questa opportunità. Ovviamente devo ringraziare chi mi ha portato qui, ossia la San Cataldese, ossia i miei colleghi dello staff comunicazione e stampa. Devo ringraziare tanto la mia famiglia che mi segue sempre. Ci sarebbero tantissimi ringraziamenti da fare, ma in questo momento non posso che dire che sono davvero soddisfatto. Ma c'è anche il merito tuo, non ti sottovalutare. Voglio anche salutare e ringraziare a questo punto anche la presenza di Francesco Ricca, uomo di sport, anche lui ha raccontato soprattutto il Catania SSD in questa trionfante stagione. Adesso si prepara probabilmente un'altra parentesi importante del calcio a Catania, ma tu segui anche altre discipline sportive, a dimostrazione che il giornalista deve fare veramente di tutto, non soltanto il calcio, secondo me. Sì, lo ripeto sempre, per me lo sport non è monomarca, giusto dare spazio alle varie discipline sportive. In Sicilia ne abbiamo tantissime che conquistano risultati importanti, anche quest'anno ne abbiamo gustati parecchi, quindi dar spazio a tutti, dar spazio a chi scrive lo sport, racconta lo sport, vive lo sport, chiaramente partendo sempre da quel calcio che mi ha visto protagonista quest'anno con il calcio dilettantistico, che per me era un po' una materia per certi versi sconosciuta. Va bene, chissà, magari poi il prossimo anno potresti riabbracciarlo, mai dire mai. Fernando, uomo di sport sì, ma non soltanto, il meno sportivo tra tutti. Sì, assolutamente, però tu lo sai, noi raccontiamo territori e i territori passano anche dal racconto sportivo e da quelle eccellenze che poi si trasformano in campionati vinti, sorrisi stampati sul volto. Francesco sotto questo frangente mi ha dato una grossissima mano in questi anni e quindi il mio augurio è sempre a te, che stai raccontando perfettamente questo sport e stai raccontando questo territorio sotto il profilo della vittoria. Grazie Fernando Adonia. Allora anche per voi ragazzi arrivano le targhe per immortalare la vostra presenza, andiamo subito con ordine. Adonia, poi c'è Francesco Ricca, arriva adesso anche la 10ª, sono sicuro che le conservate tutte, no Franco Anastasi? Tutte conservate, hai una parete praticamente piena. Franco Anastasi, eccola qui la tua, e poi c'è anche quella per Francesco Casicci e per ultime, ma è stato un caso, abbiamo quella per Paolo Munafo e Giuseppe Ficarra. Loro sono i giornalisti siciliani che amano non soltanto il calcio, amano lo sport a 360 gradi. Applauso del pubblico, grazie. Grazie ragazzi, complimenti, buon riposo e a presto. Grazie, 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 grazie.